C'erano anche gli aspiranti farmacisti trevigiani nel gruppo che lunedì ha protestato davanti alla sede della regione a Venezia. Vincitori nel 2012 del concorso per poter aprire una propria farmacia, a distanza di 4 anni sono ancora di fatto nell'impossibilità di esercitare in maniera autonoma. 223 le nuove aperture possibili, nessuna al momento realizzata. Protesta degli aspiranti nuovi gestori di farmacie. Il ministro Lorenzin aveva detto che doveva essere tutto a posto per i nuovi bandi. Sì, nella risposta alla mia interrogazione rispetto al ritardo della Regione Veneto nell'assegnazione delle nuove 223 farmacie nel territorio veneto, a luglio mi era stata data assicurazione che sembrava che le procedure stessero procedendo. Quindi il via libera dello statuto una volta tanto sarebbe dunque arrivato e secondo l'onorevole Rubinato la colpa di questi ritardi è esclusivamente dell'assessorato alla sanità della Regione Veneto. A questo punto, se la Giunta non procederà a breve, ricordo che la legge prescriveva che tutto questo finisse entro il marzo 2013. Molte regioni hanno già completato l'iter, siamo quasi alla fine del 2016 e le procedure sono ancora da eseguire gli interpelli. Per cui a questo punto ho intenzione di presentare una nuova interrogazione al Ministro Lorenzin perché lo Stato, il Ministero, faccia quello che deve fare per legge, e cioè nominare un commissario ad acta che si sostituisca all'assessore alla sanità regionale per fare finalmente gli adempimenti finali, aggiudicare queste nuove sedi di farmacie e consentire a 1 migliaio la possibilità di concretizzare 1 migliaio di posti di lavoro.